Incidente mortale, tragedia in serata ad Oderzo, ciclista travolto in bicicletta da un'auto durante una svolta, nulla da fare per l'uomo. Stretta sulla sicurezza dopo l'espulsione lampo per il richiedente asilo che spacciava droga, il questore di Treviso annuncia al vaglio altre posizioni che potrebbero portare a nuove espulsioni. Montagna devastata sopra il luogo a Rocca Pietro e del vice premier Di Maio e del ministro Fraccaro, subito la stima dei danni e i soldi in manovra di bilancio, dice. Emergenza sfollati dalla golena del Piave, assegnati i primi alloggi Ater, una quindicina le case messe a disposizione di quelle famiglie che hanno perso tutto. Ponte della Priula, asfaltature lampo sulle bretelle del Bailey, lavori quasi ultimati, domani pomeriggio al più tardi lunedì la riapertura del Ponte della Priula. Asilo parrocchiale truffato per alcune migliaia di euro versati ad una coppia di imbroglioni credendo la richiesta venisse dal Ministero, la Polizia Postale denuncia i truffatori. Riordino della rete elettrica e nuova stazione a Volpago del Montello, 18 sindaci compatti si appellano alla Regione per la salvaguardia del territorio e propongono una linea interrata lungo l'autostrada. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la notizia dell'ennesimo incidente stradale mortale verificatosi sulle strade della provincia. Un ciclista, un uomo di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto in serata in via Bidoggia al confine tra Faedi Oderzo e Roncadelle all'altezza dell'intersezione con via Fossadelle di Sopra, travolto e ucciso da un'auto condotta a quanto pare da un ragazzo molto giovane, probabilmente neopatentato. L'incidente quando era ormai buio e la visibilità era ridotta a causa della nebbia, ma al vaglio dei carabinieri del comando di Conegliano, intervenuti successivamente ai vigili urbani di Oderzo, c'è una manovra di svolta con l'auto che ha travolto la bicicletta, il conducente sbalzato a terra è morto praticamente sul colpo. Primi effetti del decreto sicurezza nella Marca. Dopo l'approvazione arriva la prima espulsione di un richiedente asilo sorpreso mentre spacciava, era alloggiato all'ex caserma Serena. Sentiamo. È stata tempestiva la polizia di Treviso ad applicare il decreto sicurezza fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il questore Maurizio Dalle Mura ha disposto il rimpatrio immediato del richiedente asilo sorpreso in flagranza di reato alcuni giorni fa dalla polizia locale di Treviso mentre spacciava e la commissione territoriale, fatta convocare d'urgenza per valutare eventuali rischi di un rientro in patria per il giovane nigeriano, ha dato il via libera. L'ufficio immigrazione ha istruito la pratica affinché la commissione territoriale di Treviso valutasse, su richiesta del questore nell'immediato, la posizione del cittadino nigeriano. A termine di questa valutazione non sono stati ritenuti presenti i fattori per concedere il diritto di asilo, per cui lo straniero è stato accompagnato al centro per il rimpatrio di Brindisi. Per il questore di Treviso siamo solo all'inizio, sono al vaglio altre posizioni tra i richiedenti asilo che potrebbero portare a nuove espulsioni. Al momento ci sono anche altre posizioni di questo tipo che sono al vaglio sempre dell'ufficio immigrazione. Dopo l'apprezzamento del presidente della regione Luca Zaia per il risultato ottenuto grazie al decreto Salvini, si aggiunge il commento del sindaco di Treviso Mario Conte a favore dell'iniziativa del governo. Sì, finalmente chi viene in Italia per delinquere è giusto che torni nel suo paese, quindi io ringrazio il grande lavoro svolto dal ministro Salvini perché cominciano a vedersi i risultati. Sì, sindaci e forze dell'ordine lavoravano con delle armi che erano spuntate, perché nonostante il grande impegno e la grande passione che ci mettevano tutti i giorni, poi alla fine concretamente non riuscivano a combattere questa ondata di criminalità. Col decreto sicurezza si danno maggiori strumenti alle istituzioni e i risultati si vedono. E dopo il rimpatrio del richiedente asilo spacciatore abbiamo sentito i trevigiani su cosa ne pensano del decreto sicurezza. Sentiamo. Il decreto Salvini piace, è questa la prima sensazione che si percepisce ascoltando i cittadini di Treviso. Adesso io ho letto ma non ho capito di cosa si parla. Spacciava droga, l'hanno espulso. Ha fatto bene allora? Che ha fatto bene.
Se la legge prevede quello. Poi se si chiede asilo e si vuole integrarsi, non è quello il sistema. Rimpatri più facili per chi delinque e per i richiedenti asilo, qui sta la novità. L'iniziativa del governo è giusta per la quasi totalità degli intervistati. L'espulsione dopo la condanna di primo grado è condivisa dalla maggioranza degli italiani. Lo straniero che si rende colpevole di reati gravi deve essere rimandato a casa. Ma la legge è legge, va rispettata. Era nel suo paese, non qua, perché se non bisogna mantenerli, bisogna mandarli a casa sua. Beh, chi lo manda via se è giusto, no? Se uno viene qua per delinquere, che vada a casa. Chi delinque sì, è giusto che venga mandato a casa o messo dentro. È anche giusto espellerlo. Sì, secondo me sì. Poi è giusto che sia così. Va bene essere espulso se combina di questi guai qua sì, però sarebbe opportuno che non uscisse da una parte e ritornasse dall'altra. Per i richiedenti asilo la domanda verrà sospesa alla prima condanna, tenendo conto della protezione umanitaria, se cioè il migrante rischia la vita al suo rientro in patria. In quel caso l'espulsione risulterebbe difficile perché il governo e le commissioni ne dovranno tenere conto. Torniamo ora a parlare della montagna devastata dal maltempo, perché quella di oggi è stata un'altra giornata importante con la visita al sopralluogo del vice premier Di Maio ed il ministro Fraccaro. Ci colleghiamo quindi con il nostro inviato a Belluno, Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antena 3 Notizie Treviso. Mi trovo a Belluno, come vedete dietro alle nostre spalle c'è il Palazzo della Prefettura e sono con il senatore Giampaolo Vallardi, trevigiano, ex sindaco di Chiarano, ma soprattutto presidente della Commissione Senato dedicata all'agricoltura. Perché siete venuti qui? Perché oggi molti dicevano ecco arriva la passerella dei politici. Intanto buonasera a tutti. Nessuna passerella, noi abbiamo fatto quasi 3 ore di audizione qui dietro le nostre spalle abbiamo la prefettura di Belluno, abbiamo audito tutti i portatori di interesse così definiti, tutte le associazioni di categoria, degli agricoltori, tutti i rappresentanti sindacali degli agricoltori, l'assessore regionale, e le forze dell'ordine, la forestale che ha fatto un ottimo lavoro così per capire quello che è successo. È stato un resoconto molto, molto duro, molto crudo, quasi surreale quello che è capitato in questo territorio. Domani nessuna passerella, domani andremo proprio sui luoghi del... Niente elicottero, voi andate in mezzo al fango? Sì, ci sporchiamo le scarpe, forse sono già sporche adesso, un pochettino abbiamo girato anche prima di arrivare qua. Sì, dobbiamo capire perché poi tutti i provvedimenti del governo passeranno in commissione per le opportune giuridiche, verifiche, e quindi stiamo lavorando per questo territorio, ma soprattutto dobbiamo portare quanto prima degli interventi concreti, perché poi la solidarietà è bella finché dura poco, nel senso che bisogna arrivare con qualcosa di concreto perché sta arrivando la neve e questa gente, oltre all'ottimo lavoro che è stato fatto, bisogna dare risposte concrete perché ci sono tantissimi territori ancora con i generatori, anche se l'Enel ha fatto un bel lavoro, però bisogna continuare a lavorare, ma soprattutto per recuperare quella enorme vastità, si parla addirittura di milioni di alberi che sono rotti, bisogna recuperare il legname, bisogna recuperare... Cosa può fare la Commissione, cosa può fare lo Stato all'atto pratico, nell'immediato, oltre che stanziare quei soldi che sono già stati stanziati? Lo Stato deve nominare il commissario, mi sembra che si stia individuando il Presidente della Regione e noi ci sembra una scelta la migliore che si poteva fare. Serve innanzitutto una regia molto forte, serve dare poteri straordinari e soprattutto eliminare tutti quei passaggi della burocrazia che un po' sono stati il male di questo Paese, e in momenti come questi in cui bisogna assolutamente operare, bisogna sporcarsi le scarpe, bisogna che lo Stato dia poteri sul territorio in maniera tale che si riesca a realizzare subito gli interventi, perché non possono essere assolutamente procrastinati. Domani dove sarete?
Domani saremo in Val di Sdende e gireremo tutti quei territori attorno alla Val di Sdende che è la più colpita, e quindi ne avremo particolarmente da fare, e poi incontreremo sia il Presidente della Regione Federica, il Presidente della Regione Friuli e il prefetto di Udine e i sindaci di quel territorio, anche lì, ma li incontreremo non in Forniavoltri che è stata... Passeremo anche a Forniavoltri, ma soprattutto sul posto non andremo in prefettura, la riunione verrà fatta in una baita in Val di Sdende, e proprio perché sul territorio riusciremo a capire effettivamente cosa è successo. Grazie al Presidente della Commissione Senato. Adesso io invece lancio l'intervento di oggi al termine della visita del Vice Premier Di Maio. Sentite cosa ha detto ai nostri microfoni, e a seguire anche l'onorevole Fraccaro, e poi linea allo studio. Due cose sicuramente le facciamo subito: la stima dei danni e gli stanziamenti di tutti i soldi che servono nella legge di bilancio, quindi non si aspetteranno mesi, la legge di bilancio è in discussione in Parlamento e mettiamo dentro i soldi. Due, i ristori agli imprenditori e alle imprese che hanno subito danni saranno diretti e non con credito d'imposta, significa che erogheremo i fondi man mano che avranno stimato i danni. E terzo, è chiaro ed evidente che ancor più della passata stagione si deve tornare qui nella stagione turistica, si deve venire qui in massa, e ci verrò anche io nel periodo natalizio. Verrò come turista, albergherò in uno di questi splendidi alberghi, in questa splendida zona, perché la vera forza adesso è ripartire con la stagione turistica e dare il massimo supporto alle imprese. Sicuramente tutte le scadenze che sono legate poi all'impossibilità di poter stimare i danni, di poter fare tutte le azioni che servono, saranno rinviate. Noi siamo a totale disposizione. Questo vale anche per l'Asiaghese, per le altre zone colpite da questo maltempo. È chiaro ed evidente, questo comune dove siamo in questo momento è il simbolo, ma in realtà sono tante le zone colpite, e anche sul tema del legno e della rimozione degli alberi caduti c'è stato un tavolo in prefettura stamattina, la regione è immediatamente attiva, noi come governo centrale agevoleremo tutti i processi che servono sia a favorire le imprese locali in questo processo di rimozione di tutto questo legno, e sia ad aiutare le amministrazioni locali. Questo allora il Vice Premier Luigi Di Maio nel tardo pomeriggio in sopralluogo nelle aree devastate dal maltempo nel Bellunese. Il Ministro Fraccaro ve lo proporremo nelle prossime edizioni. Intanto ricordiamo che su tutto il Bellunese, nella fascia pedemontana del Veneto, permane lo stato d'attenzione per la possibilità di innesco di fenomeni franosi sui versanti a causa della saturazione dei terreni dovuta alle forti precipitazioni dei giorni scorsi. In particolare resta allerta rossa per le frane del Tessina in comune di Chies dal Pago, della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore, ma anche nel Vicentino per la frana del Rotolon nel comune di Recoaro, tutte frane che sono sottoposte a monitoraggio costante. Ed ora l'emergenza sfollati nella Golena del Piave, assegnati primi alloggi Ater, una quindicina le case messe a disposizione di chi ha perso tutto. Vediamo. Ponte di Piave stiamo già trattando, e anche San Biagio. E un'altra famiglia sempre di San Biagio ha trovato sistemazione a Zenson di Piave. È partita e sta dando i primi risultati la contrattazione tra Ater e comuni colpiti dalla piena del Piave, promossa dalla Regione per offrire una sistemazione in un alloggio per l'emergenza abitativa alle famiglie sfollate dalla Golena allagata. Noi, avendo delle disponibilità di alloggi, abbiamo fatto un monitoraggio di quelli che potevano essere quelli ovviamente in pronta consegna nelle aree limitrofe, nei comuni limitrofi, e abbiamo così mappato la situazione, e coi comuni di volta in volta interessati, questo è partito ancora il giorno dopo, abbiamo avviato questo percorso di trattativa per capire il punto di incontro tra la nostra offerta e la loro domanda. Le priorità le decidono i comuni, noi diamo solo l'alloggio. Anche i tempi di permanenza e affitti saranno poi concordati caso per caso. Quello che era importante, ribadisce Barattin, era dare una risposta immediata alle famiglie rimaste senza casa. Nei dintorni del Piave l'Ater mette a disposizione un buon numero di appartamenti. Stiamo parlando in questo momento in pronta consegna di circa una quindicina o una ventina di alloggi. E i comuni individuati sono quelli di San Biagio, di Ponte di Piave, di Oderzo, Motta, Chiarano, ma ovviamente potremmo dare nell'eventualità anche degli alloggi però in comuni molto più lontani. Il tentativo nostro ovviamente è di dare un'offerta nei comuni limitrofi.
E procedono spediti i lavori a Ponte della Priula e la riapertura del ponte provvisorio sul Piave ormai è imminente. Notizia dell'ultima ora, però informale, è che dovrebbe già essere riaperto domani pomeriggio. È già una bella notizia questa per noi. L'asfaltatura delle rampe d'accesso è già ultimata, manca da terminare la posa del guardrail e la segnaletica orizzontale. È ormai imminente la riapertura al traffico del ponte Bailey a Ponte della Priula, chiuso da domenica 28 ottobre per la piena del Piave, che il giorno successivo ha spazzato via le 2 bretelline di collegamento del bypass tra Susegana e Nervesa. I lavori stanno procedendo spediti e domani pomeriggio, al più tardi lunedì, sarà quindi possibile tornare a riattraversare il Piave a Ponte della Priula, evitando le lunghe deviazioni per Vidor, Maserada o la A27, deviazioni che in questi giorni hanno creato moltissimi disagi e relativi costi ad automobilisti ed autotrasportatori costretti a lunghe code su strade congestionate dal traffico. In vista dell'imminente riapertura è stata quindi accantonata l'ipotesi di una liberalizzazione della A27 da Treviso Sud a Conegliano, una proposta che però i primi cittadini dell'area, a prescindere dalla riapertura del ponte, non vorrebbero accantonare per sgravare dal traffico, soprattutto pesante, i centri abitati. So che già qualche anno fa Manildo se n'era interessato perché il traffico sulle nostre strade urbane è veramente pesante, soprattutto in certi orari di punta, quindi l'autostrada la troviamo spesso deserta, questo tratto di autostrada, la A27, quindi potrebbe essere utilizzata come superstrada senza pagamento per poter snellire il traffico dai nostri centri urbani a questa strada esterna. Ci fermiamo ora per la pubblicità, restate con noi, tra pochissimo altre notizie di cronaca da Treviso e provincia. Migliore. Ed eccoci di nuovo in diretta con il TG di Treviso, ancora cronaca con le truffe elettroniche e online che sono in crescita esponenziale anche in Veneto, come quella di cui è rimasto vittima un asilo parrocchiale trevigiano. Sentiamo. La rete è una grandissima opportunità, però cerchiamo di contestualizzare sempre la realtà, quindi se ci arriva una mail o ci arriva una diversità di pagamento che per 20 anni abbiamo fatto in un certo modo, facciamo una telefonata perché la telefonata salva la vita, è meglio il contatto diretto. Ne sa qualcosa l'impiegata di una scuola materna trevigiana contattata da una sedicente funzionaria del Ministero dell'Istruzione che non ha esitato a versare su una post-pay alcune migliaia di euro senza verificare se le informazioni che le erano state date fossero corrette. La scuola materna, diciamo che in buona fede ha ricevuto una telefonata in cui gli si rappresentava un errato pagamento fatto da parte dell'ufficio regionale scolastico e quindi gli si richiedeva la restituzione di questa somma perché altrimenti non sarebbero arrivati gli altri fondi di sostentamento per l'asilo. Quindi in sostanza si è molto giocato sulla psicologia e quindi sul bisogno di un piccolo istituto scolastico di avere approvvigionamenti regionali. Baby a bordo, la polizia postale ha ribattezzato l'operazione partita dalla denuncia dell'asilo trevigiano che ha portato a individuare come autori della truffa una coppia di giovani genitori italiani residenti a Torino. La mente lui, 26 anni, con diversi precedenti alle spalle, lei il braccio operativo, immortalata in queste immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale in cui è andata ad attivare la post pay con tanto di figlioletto sul passeggino per risultare ancora più insospettabile. Indagini sono in corso per capire quanti altri istituti religiosi i due abbiano raggirato. Difficile, se non impossibile, recuperare il denaro. Truffe che si moltiplicano in tutta Italia con una costante. È il made in the middle, l'uomo in centro, in cui tra rapporto fiduciario tra 2 aziende, 2 imprese, 2 fornitori si mette in mezzo ovviamente un tertium genus, che è un tertium genus criminale e che approfittando di piccole variazioni materiali, che può essere un IBAN, può essere una diversa forma di circolazione, ovviamente poi beneficia di quelli che sono gli investimenti e le elargizioni. Quindi attenzione, che è importante. Ancora cronaca, hanno rubato 10.000 bancali alla propria azienda, denunciati 5 dipendenti. Sentiamo.
In 8 mesi sono riusciti a portare fuori dall'azienda per la quale lavorano 10.000 bancali in legno per un valore complessivo di 200.000 euro. Si tratta di 5 dipendenti della San Benedetto di Paese che dallo scorso gennaio fino ad agosto hanno sottratto i bancali vuoti, probabilmente per rivenderli al valore del legno, valore ingente vista la grande quantità di pezzi asportati. Si tratta di 3 cittadini moldavi, un albanese ed un italiano. A smascherarli i carabinieri della stazione di Paese che dopo un mese di indagini ed appostamenti sono riusciti a risalire ai 5 autori dei ripetuti furti in azienda. Tutti e 5 sono stati denunciati per furto pluriaggravato ed altrettanto gravi potrebbero essere le ripercussioni sul posto di lavoro dei dipendenti infedeli. Facevano piccoli acquisti nei negozi e poi pagavano con una banconota da 50 euro, ma al momento della consegna del resto distraevano l'esercente arraffando sia il resto sia la banconota da 50 euro per poi andarsene in fretta e furia. Con questa tecnica 2 nomadi di 39 e 18 anni hanno truffato 2 esercenti di Vittorio Veneto, titolari di una merceria e di una pasticceria. Dopo la denuncia dei negozianti, i carabinieri sono riusciti a rintracciare le 2 nomadi residenti in provincia di Udine e denunciarle per truffa in concorso. Riordino della rete elettrica e nuova stazione elettrica Volpago del Montello. 18 sindaci compatti si appellano alla Regione per la salvaguardia del territorio e propongono una linea interrata lungo l'autostrada. Sentiamo. Il progresso tecnologico oggi deve essere concepito nel rispetto dei valori del territorio e delle comunità che lo abitano e quindi i beni comuni come il Sile, che è il più lungo fiume del Risorgiva d'Europa, o il Montello, che è uno scrigno di valori ambientali e storici, vanno tutelati. Nuove stazioni elettriche a Volpago del Montello e Scorzè con conseguenti elettrodotti che attraverseranno le province di Treviso e Venezia. I sindaci di 18 comuni dicono no a Terna e convergono sulla medesima proposta, quella della linea interrata lungo l'arteria autostradale, un fronte compatto, quello dei comuni interessati a vario titolo dal progetto di Terna. Qui a Volpago Terna prevederebbe la realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione che dovrebbe occupare un'area di 8 ettari a ridosso dell'area già occupata dalla Pedemontana Veneta. La linea passerebbe nel pieno del parco regionale del fiume Sile, nell'area appunto identificata come la Palude di Barbasso, ma anche su altro territorio comunale. Per noi sarebbe veramente una cicatrice non indifferente. Compatti dunque i sindaci, a prescindere dal colore politico, si rivolgono alla Regione Veneto. Qui c'è da salvaguardare sia gli interessi delle imprese e della razionalizzazione del sistema di distribuzione elettrica, ma c'è anche da salvaguardare gli interessi del territorio, dell'ambiente, del paesaggio. Occorre un punto di sintesi e l'unico ente che può fare questo punto di sintesi, secondo noi, è la Regione Veneto. Mi pare che quello che è uscito qua oggi sia la linea giusta, i sindaci uniti che chiedono alla Regione di aiutare i sindaci per trovare una soluzione unitaria nell'interesse di tutto il territorio. L'economia, la crescita di produzione, export e ordini continua ma rallenta, e questo quanto emerge dall'indagine congiunturale di Assindustria Veneto Centro su 524 aziende delle province di Padova e Treviso, realizzata in collaborazione con Fondazione Nord-Est. Secondo il presidente Assindustria Finco, l'indagine fa a pugni con l'ottimismo del governo e la convinzione che la manovra sia la soluzione e non il problema. Ed è tutto per questa edizione di Treviso dei nostri TG. Tra pochissimo torna 20:10, ospiti in studio Anna Sozza, sindaco di Maserada, e Daniele Dallanese, sindaco di Zenson di Piave. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sulle Veneto al mattino nubi basse con locali foschie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine, in rapido dissolvimento col passare delle ore. Dal pomeriggio maggiori schiarite soleggiate, specie sui settori meridionali della nostra regione.
Temperature minime tra 9 e 11 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 16 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione. Il tempo sarà asciutto e stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, in particolare sui settori montuosi, maggiori schiarite sulle pianure. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime comprese invece tra 14 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie sulle vallate del Trentino, sarà un po' più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 11 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.